Il sistema fiscale è da rivedere, troppe norme, deroghe ed eccezioni. Ormai le leggi d'imposta si varano sotto l'assillo della situazione in essere, con disposizioni di corto respiro. Così non può essere, commenta il presidente della Commissione tributaria regionale Italo Franco. Ci deve essere un cambio di rotta. Bisognerebbe disboscare quella selva selvaggia, come l'ho chiamato io, di norme, facendo un po' di chiarezza. Questo è un lavoro che va fatto a monte, naturalmente. Bisogna studiare bene le norme d'imposta, ma c'è un ma. Ma evitare di intervenire troppe volte sulla stessa materia, andando a modificare le norme o andando a fare eccezione e così via, oppure andando a fissare una decorrenza diversa per certi periodi. I tributi locali sono diventati esasperanti, il sistema tributario deve essere adattato ed aggiustato per singoli settori. Il sistema tributario è troppo aggressivo nei confronti dei cittadini, in particolare i tributi locali oggi sono diventati veramente esasperanti per i contribuenti, proprio per questa vicinanza, per questo rapporto di immediatezza che esiste tra il contribuente e le amministrazioni che poi effettuano il prelievo. Ed è di queste ore la notizia della prima novità del governo Renzi in tema di imposte. La Tasi, tassa sulla casa, sarà aumentata. I sindaci potranno innalzare l'aliquota di uno 0,8 per mille sulla prima casa, oppure sulle seconde case passando da 10,6 per mille a 11,4. Una vera e propria mazzata che andrà a colpire nuovamente cittadini ed imprese. Secondo la CGIA di Mestre, la Tasi costerà alle imprese italiane almeno 1 miliardo di euro. Insomma, piove sul bagnato e gli animi già accesi diventano incandescenti. Immediata la replica dei neo sottosegretari veneziani freschi di nomina. Questo provvedimento di ieri va incontro alle famiglie perché con la nuova imposta che sostituisce la vecchia IMU sulla prima casa e la Tares c'era il rischio che alcune persone o famiglie che non avevano mai pagato, e mediamente sono i ceti più bassi, più meno abbienti, finissero per pagare qualcosa. Non era giusto. Il Parlamento, fra l'altro, ha approvato in via definitiva una delega fiscale al governo che porterà ad una revisione del sistema tributario. Il governo ha la possibilità di emanare 14 decreti attuativi con i quali andare, non dico a rivoluzionare radicalmente il nostro fisco, ma a fare una manutenzione straordinaria dell'esistente molto significativa. Semplificazioni, razionalizzazioni, riforma, in questo caso vera e propria riforma del catasto.